Buona giornata e buon mercoledì, eccoci al consueto nostro appuntamento dedicato al mondo dello sport, lo spazio che naturalmente dedichiamo ogni giorno attraverso la nostra e vostra web tv www.venetoglobe.com. L'appuntamento è per interviste, per servizi, reportage, tutto in modalità on demand. In diretta invece ogni sera 19:40-19:45 circa su Caffè TV 24, l'emittente del Nord Italia, che per quanto riguarda Veneto e Friuli Venezia Giulia potrete captare e vedere, naturalmente sintonizzare sul canale 95. Andiamo ad aprire il nostro appuntamento sportivo di oggi parlando di sci, perché è iniziato il campionato del mondo nel weekend scorso, maschile e femminile. Il circo bianco si sposterà adesso oltreoceano proprio con le donne, che saranno attese dal weekend di gara piuttosto intenso, gigante e slalom speciale a Killington, mentre gli uomini jet saranno di scena a Lake Louise, dove sfrecceranno in discesa libera e in Super G. Parliamo di rugby quasi in apertura, perché a Monigo il rugby Benetton ha perduto sabato scorso per 35-32 al termine di una gara persa sul filo di sirena. Dichiarazioni del presidente Zatta subito alla fine della partita, un po' così, che hanno fatto un po' scalpore, hanno fatto un po' il giro della stampa, quel dire appunto mi dispiace ma sarò costretto forse a portare via la squadra in altri lidi, perché sono rimasto deluso dalla poca gente presente al Monigo. E allora noi abbiamo voluto saperne qualcosa di più. Ieri sera, nella consueta cena annuale dedicata agli sponsor, il presidente Amerino Zatta ha puntualizzato così ai nostri microfoni. Presidente, parliamo prima della festa, perché è la cosa importante. Insomma, avete stretto intorno a voi 140 ditte, 140 industriali che sostengono e sosterranno anche negli anni prossimi, futuri, il Benetton. Sì, ormai è diventata quasi una famiglia, diciamo, prima di Natale, un po' prima, facciamo questa cena, questo incontro tra di noi per conoscerci e anche per mettere in contatto azienda con azienda, per poter quantomeno scambiarci prima di tutto gli auguri e confrontarci. Credo che sia una cosa simpatica, piacevole. Vedo che da parte loro c'è voglia, desiderio di partecipare, quindi a maggior ragione anche da parte nostra il desiderio di continuare su questa strada, anzi di volerla anche accentuare ancora di più. Questa è la prima domanda. La seconda è: lei ha fatto scalpore in settimana dicendo insomma io porto via il Benetton, lo faccio esibire in tournée, diciamo così. Il sindaco le ha subito detto si scordi questa idea. Ma io credo che da parte mia sia stato doveroso fare questa puntualizzazione, anche come ho detto era per rispetto di chi, degli avversari, quando vengono, trovano uno stadio semivuoto, per rispetto della nostra squadra e dei giocatori che vanno in campo, e credo anche per la società in sostanza, dove sta dimostrando assieme al comune, come si diceva prima, diciamo, questo desiderio, questa volontà, questo impegno di voler ampliare e portare sempre più in alto questa situazione. Vedendo questa situazione un po' deficitaria, evidentemente credo che sia doveroso da parte mia fare una riflessione, quantomeno per capire quali sono le motivazioni che hanno indotto questo. Poi staremo un po' a vedere, evidentemente. La motivazione simpatica del sindaco è stato che pioveva, non si ricordavano più che c'era la copertura anche dall'altra parte della tribuna centrale. Insomma, questo io sono un pochino d'accordo con lei, perché questi trevigiani insomma dovrebbero forse sentire qualcosa di più, questo amore per il rugby, ma per lo sport in generale. Sicuramente sì. Sabato giochiamo in casa contro il Cardiff alle 4 del pomeriggio, altra partita importante che ci vede quasi appaiati in classifica. Noi andremo avanti, giustamente dobbiamo fare, come ho detto prima, le nostre considerazioni, e le faremo giustamente in un modo abbastanza normale e sereno.
E allora aspetteremo le considerazioni a termine della gara contro Cardiff, si gioca alle ore 16 a Monigo. In Serie A di basket maschile il campionato ha regalato la vittoria, la prima in trasferta alla TVB De Longhi, che ha espugnato il campo della Virtus Roma per 81-69. Il prossimo match, vedete, è Trieste per Trieste Treviso alle 17 nel pomeriggio e poi Pistoia Venezia per quanto riguarda l'altra Veneta. In Superlega maschile di volley Ravenna-Verona quest'oggi, mentre domani scenderà in campo il Padova che affronta il Piacenza a Piacenza. In A1 femminile Limoco Volley Conegliano ha vinto in casa contro Scandicci per 3-0, rimane saldamente in classifica in testa a 26 punti, insegue soltanto Busto a 19. Oggi Limoco si trova in Romania, intanto Bergamo per quanto riguarda appunto la squadra sempre di volley bergamasco ha ufficializzato il nuovo tecnico per il rilancio che passa attraverso l'esperienza di questo uomo che si chiama Fenoglio e che è già conosciuto a Bergamo e proprio con Bergamo ha già vinto campionato e Champions. Nella A3 di pallavolo maschile invece per il Motta di Livenza tutto da riprendere, dopo la sconfitta di Portoviro il turno sarà casalingo. Calcio, perché la Champions ha preso prepotentemente piede ieri sera, lo farà anche questa sera e poi anche nei giorni a seguire con le altre coppe. Champions, vi dicevo, con Juve vittoriosa per 1-0 contro l'Atletico di Madrid, gran gol di Dybala allo scadere del primo tempo, meglio nel recupero al 48esimo più o meno. L'Atalanta grande prestazione, ha vinto 2-0 con la Dinamo Zagabria, resta in corsa per gli ottavi di finale. Il Tottenham del rientrante Mourinho rimonta dallo 0-2 e poi vince 4-2. Stasera tocca all'Inter a Praga che deve vincere per sperare di andare avanti negli ottavi. A Liverpool invece va in campo il Napoli di Carletto Ancelotti con qualche chance in più per passare il turno. Per la Serie A la Juve sempre al comando del campionato, ma a tenere banco è il calciomercato che incomincia ad infiammarsi in questo mese, no? E lo farà anche il prossimo. È la questione Ibra che chiede 3 milioni per i primi 6 mesi, 3 milioni di euro, il Milan ne offre 2. Il dialogo comunque, dice, è ancora possibile e prosegue. In Serie B le Venete e le Friulane, ricordiamo Chievo Entella che andrà a concludere e poi la Gazzetta che oggi ha dedicato una pagina intera al Pordenone Calcio per la storia appunto di questa piccola società, di questo paese, di questa cittadina Pordenone che si è stretta tutta intorno al suo presidente Lovisa con un figlio Matteo di 23 anni che dirige il settore tecnico e quindi se non avete letta insomma la potete trovare sulla Gazzetta questa pagina con un tecnico tra l'altro trevigiano che si chiama Tesser. Nella Serie B femminile Permac Vittorio Veneto contro Ravenna nuovamente, anche se il campionato si ferma e lascia spazio alla Coppa. Nella Serie C invece il girone B, il campionato riprenderà sabato con Arzignano Virtus Verona alle 20:45, domenica 1 dicembre invece Carpi Triestina, Gubbio Padova, Südtirol Lanerossi Vicenza e proprio per il Lanerossi Vicenza questa sera Coppa Italia e si giocherà Lanerossi Vicenza Triestina. Serie D con un Campo d'Arsego che prova ad allontanarsi, la formazione di Andreucci balza in testa a 34 punti, segue il Cartigliano a 31 e il Legnago a sorpresa al terzo posto a 29. C'è il Mestre al quarto posto con 26 punti, il Mestre che oggi troviamo anche sui quotidiani locali con una dichiarazione terra-terra, diciamo, proprio per mettere piedi per terra del presidente Serena che dice sì, siamo in alto ma andiamo cauti, andiamo calmi. Andiamo proprio a sentire Casamestre con Zecchin, il tecnico. Un'ottima prova, difficile giocare su questo campo anche contro questa squadra che è un'ottima squadra. Penso che abbiamo fatto un buon primo tempo, penso anche meglio del secondo, però non siamo riusciti a trovare il gol. Poi il secondo siamo partiti forte, abbiamo subito trovato il gol, quindi abbiamo messo un po' meglio. Loro hanno reagito molto bene perché ci hanno tenuto lì un pochino, è stato bravo Rosteghin sul 1-0, ha fatto una gran parata
e ci ha tenuto in vantaggio e niente, dopo i ragazzi sono stati bravissimi, in campo hanno sofferto e niente, abbiamo portato a casa questa vittoria importantissima. Sì, no, con l'infortunio di Gianni volevo mettere la punta, dopo ho cambiato, dopo l'ho messa un po' più tardi, però beh, dopo si sono adattati lo stesso tempo. Non è facile fare un filotto così importante di 5 vittorie e tenere sempre l'attenzione e la tensione alta, penso che l'hanno fatto bene anche perché sono partiti benissimo il primo tempo, quindi è una prova anche di maturità per i ragazzi, certo che adesso non bisogna mollare. Bravo Zecchin, bravo il Mestre. Montebelluna invece un po' meno bravo domenica scorsa perché si ferma a quota 17 vista la sconfitta in casa contro l'Ambrosiana per 2-0. In eccellenza è pronto a ricominciare con un'altra giornata il campionato. Nel girone A il Giorgione ha perso la testa da parte del Sona che balza in testa con 27 punti. Nel girone B il San Giorgio Sedico in testa con 24 punti dopo la vittoria per 4-0 contro il Martellago. Il QDP, l'Union QDP pareggia in casa contro una delle grandi, il San Donà di Fonti che abbiamo sentito ieri, e oggi invece andiamo a sentire il tecnico di casa, Turchetto, eccolo. Turchetto, ce l'avete quasi fatta, ce l'avevate perché a un certo punto si era messa molto bene. Sì, non ti nego che un pensierino a portarla a casa ce l'avevamo fatto. Comunque contro una squadra di questo livello qua penso sia un punto guadagnato, insomma, più che 2 persi, ecco. È stata la domanda che ti volevo fare, punto 1, 2, insomma, diciamo che con i 2 punti, parlavano prima della classifica, sarebbe migliorata ulteriormente, però insomma... Vincendo oggi avremmo fatto un bel passo in avanti, però continuiamo a lavorare, insomma, penso che per quello che si è visto in campo il pareggio sia il risultato più giusto, insomma. Nonostante il campo pesante ci sono state delle belle trame sia da una parte che dall'altra, giocata a viso aperto. Sì, ce la siamo giocata, io sono contento della prestazione dei ragazzi perché il primo tempo molto equilibrato, dopo il gol preso su rigore comunque non abbiamo perso le distanze, abbiamo ricominciato a giocare, siamo stati anche bravi e fortunati a trovare subito il pari e dopo è stata risolta da un calcio da fermo. Va bene così, insomma, continuiamo a serie positiva e domenica ci giochiamo tanto su scontro diretto, insomma, col Martellago. Hai trovato la quadra giusta, anche se Zeckovic fa panchina, poi lo usi così, accercato. Ma allora, ripeto, Vuk per noi è un giocatore molto molto importante, ha avuto un problemino qualche settimana fa e insomma lo stiamo recuperando, io ci conto. Poi in questo momento qua per il discorso dei fuori quota abbiamo trovato un po' di equilibrio giocando così e quindi avanti, insomma. No, è capibile infatti perché gli under sono a questo punto fondamentali in bene e nel male. Sì, sono fondamentali, sono contento perché Meneghello sta facendo bene da 3-4 partite, Schiavegnin che è un ragazzo che abbiamo portato su dalle juniores, anche lui sta facendo il suo, quindi avanti, c'è da lavorare ancora tanto, insomma. Cavalchiamo finché va. Non ce l'avamo lasciati con il sorriso, diciamo che adesso il sorriso insomma, si può fare. Sì, i ragazzi si stanno allenando bene, abbiamo trovato un po' di fiducia, c'è ancora tanta la strada è ancora lunga, molto molto lunga, però c'è fiducia, sì, ci siamo. C'è fiducia, ci siamo, dice Cristiano Turchetto, naturalmente che abbiamo sentito in questa nostra intervista. Per quanto riguarda la classifica, le posizioni basse della classifica di questo campionato di eccellenza, che è un po' il nostro campionato di riferimento, purtroppo ci sono le nostre squadre interessate, cioè il Montello per esempio e l'Eclisse, che sono ultime delle classi a punti 8, e appena sopra ci sono con 9 punti, c'è con 9 punti il Lia Piave di mister Tossani. Per quanto riguarda invece la promozione, qui tutti si attendono insomma, la rimonta del Treviso che è al terzo posto in questo momento, davanti c'è l'Opitergina che però non ha nessuna intenzione di mollare. Si parla di calciomercato anche qui, i quotidiani scrivono che c'è un interessamento da parte del Treviso dopo aver perso Morbioli che sembrava destinato ad andare all'Opitergina, vedremo cosa succederà, dopo appunto aver perso Morbioli il Treviso punterebbe Catelan, centravanti e bomber del Conegliano
Conegliano, che in questo momento con il Conegliano la squadra sta un pochino zoppicando, e vedremo se sarà possibile questo acquisto e questo cambio. Chiudiamo ricordandovi solo che la pallacanestro, la Serie B, la Ruker Sambe, sarà al Palasystem di San Mennemiano sabato sera alle ore 20:30. Non perdetevi la gara con l'Antenore Padova, perché è lo scontro tra le prime della classe. Se proprio non perdete, non disperate, perché ci sono le immagini e le telecamere della nostra web tv, ovvero di venetoglobe.com, che vi portano in diretta streaming a casa la partita, questa partita interessantissima che vale molto in questa parte della prima parte del campionato di Serie B. Ecco, noi vi attendiamo naturalmente per questa gara da scoprire, da vedere con noi di venetoglobe.com. A tutti voi una piacevole serata, una piacevole continuazione.